E adesso andiamo a Aiello, sempre più capitale delle Meridiane, e proprio lì c'è stata la 17ª festa delle Meridiane. Ivan Bianchi. Festa delle Meridiane, una particolarità per il paese di Aiello del Friuli perché da poco abbiamo anche raggiunto le 100 meridiane, sono una particolarità per questo paese a livello regionale e nazionale. È una grande festa per il paese di Aiello, si svolge la 17ª festa delle Meridiane, io penso che sia l'unica non solo a livello nazionale ma europeo e forse mondiale. È un pregio per noi presentare, diciamo, la veste migliore del paese, perché è una mostra a cielo aperto su numerose case del nostro bel paese immerso nella bassa friulana. Oggi abbiamo tanta gente, tanti mercatini, numerose mostre e oggi pomeriggio avremo il clou con l'inaugurazione delle 4 meridiane dell'anno. Festa per tutti con un magnifico sole sotto l'ombra dell'ognomone delle meridiane di Aiello. L'occasione è quella della visita ai misuratori del tempo solari, che sono una caratteristica da una ventina d'anni di questo paese, di questi paesi, perché il comune di Aiello comprende sia Aiello che Ioannis. Tuttavia mi preme dire che il paese non è soltanto il paese delle meridiane, è un paese che offre tantissime altre realtà interessanti, ci sono le ville austro-ungariche, ci sono ambiti di archeologia importanti come la Centa di Ioannis, ci sono luoghi dalla natura straordinaria, ci sono alberi che hanno oltre 100 anni e soprattutto c'è la gente di Aiello e di Ioannis che è straordinariamente accogliente. Infatti io apprezzo l'idea del paese delle meridiane, però Aiello lo chiamerei più che il paese delle meridiane il paese dell'accoglienza di tutti.